Tanta pioggia, ma non ci sono stati danni rilevanti. La struttura temporalesca che si è sviluppata questa mattina, andando a interessare la Liguria, soprattutto all'altezza del promontorio di Portofino e del territorio a levante, sono state sospinte dal libeccio con raffiche che hanno toccato fino ai 120 km/h registrati a Casoni di Suvero. Per quanto riguarda appunto le precipitazioni, la zona più colpita è stata sicuramente quella di Santa Margherita Rapallo e relativo entroterra. Il record, tra virgolette, record di 45 mm in un'ora a Cichero. ARPAL, che aveva emanato l'allerta arancione dalle 10 alle 18 sul centro levante della regione, ha aggiornato nel corso della giornata l'allerta meteo, anticipata la chiusura dell'arancione nel settore centrale, invariate invece le scadenze per le altre zone. Nella C, quella da Portofino a Sarzana, l'arancione è terminata alle 18, la gialla per i bacini grandi, ossia il Fiumentella, è fino alle 20. L'attenzione adesso è rivolta al mare. Per quanto riguarda il mare, invece, dalla serata odierna, mare in netto aumento, ci aspettiamo un periodo, ossia l'intervallo tra un'onda e l'altra, superiore ai 10 secondi, ed è tutto il tempo che il mare ha a disposizione per caricarsi di energia e poi rilasciarlo sulla costa. Tutta la notte avremo mareggiata intensa, una mareggiata da libeccio, quindi con direttrice da sud-ovest verso nord-est, e una mareggiata intensa che perdurerà ancora per tutta la giornata di domani e soltanto nella prima parte di sabato andrà in scaduta. Dopo un ottobre per lo più sereno, con precipitazioni praticamente assenti, ci si attende che l'autunno continuerà con molta più instabilità, come consuetudine del periodo. Questa settimana si è aperta la porta atlantica, abbiamo avuto un primo passaggio perturbato tra lunedì e martedì, quello che stiamo vivendo in questo momento. Domani dovrebbe essere una giornata serena ovunque, caratterizzata da venti forti. Sabato velature, domenica potrebbe esserci un nuovo transito e poi vedremo cosa succederà nei giorni a seguire. Ma appunto diciamo che in questo momento non sembrano esserci le condizioni perché possa ripristinarsi una situazione stabile di alta pressione.